Buongiorno a tutti, la notte è andata piuttosto bene, abbiamo dormito il giusto, non ha fatto così tanto freddo, però c'era parecchia umidità. Adesso abbiamo messo via tutto quanto, lasciamo il posto esattamente come l'abbiamo trovato, anche perché siamo praticamente in proprietà privata. E adesso riprendiamo questo sentiero che ci riporterà nell'alta via dei Colli Ugani. Proseguiremo il sentiero sotto le pendici del Monte Venna, che è quello, in quella direzione. E oggi faremo circa 25 km. Hai dormito bene, Matteo? Benissimo, benissimo. Bene. Qua è pieno zeppo di castagne. Per ora abbiamo fatto poca salita, il percorso è pressoché in piano, quindi stiamo macinando chilometri come fucilate, sempre tra boschi, vigneti, ulivi, paesaggio veramente molto bello. Adesso siamo anche usciti nel versante esposto al sole, quindi si sta anche bene. Ricordiamo anche che è praticamente fine ottobre e siamo ancora in maniche corte. Siamo scesi di quota e c'è una nebbia veramente gelida, ma il sentiero ci scalda. Il sentiero dell'Alta Via ci ha portato alle porte di Villa Beatrice e mi sembra di aver letto che è un ex convento. Ora entriamo, facciamo una pausa, una merenda, ci riforniamo di acqua e poi continuiamo. Quest'alta via dei Colli Ugani mi sta sorprendendo sempre di più, perché mi sta facendo capire che non serve sempre fare molti chilometri per andare tutti negli stessi posti, ma è bello anche riscoprire il territorio vicino a casa. E soprattutto in Italia penso che siamo fortunati, perché chiunque ha posti meravigliosi a portata di mano. Da qua possiamo già vedere il monastero degli Olivetani, i Ruderi. Noi non passeremo esattamente lì, ma gli passeremo sotto.
Avevamo quasi terminato il cibo e davanti a noi ci sono ancora una decina di chilometri, ma abbiamo trovato il furgoncino dei panini che è stato il nostro salvatore, consigliatissimo, si trova nel parcheggio del Venda e ha tutti i prodotti tipici, la birra neanche parlarne, buonissima, e veramente ci ha dato la grinta per affrontare quest'ultimo tratto, grandissimo. Buono il panino. Buonissimo. Venerdì, sabato, domenica è obbligatorio fermarsi. Buongiorno. Salve. Anche lei sull'alta via numero 1. Certo. Stiamo facendo una bella discesona che ci sta facendo perdere tutto il dislivello guadagnato. E questo vuol dire solo una cosa. Altrettanta salita ripida. Siamo arrivati anche sul Monte Pirio, uno dei più panoramici dei Colli Euganei. La vista è un po' oscurata dalla foschia, ma merita. Comunque c'è il caldo che non ci dà tregua anche se è fine ottobre. Infatti sconsiglio vivamente di fare questo percorso d'estate perché fidatevi, l'affa è soffocante qui. Allora siamo quasi tornati al parcheggio di ieri e qualche considerazione: volevo fare i complimenti al CAI di Padova perché la segnaletica è veramente ottima e consiglio comunque di scaricare la traccia GPX per eventuali incertezze dal sito dell'Altavia dei Colli Euganei. Inoltre consiglio anche di farlo in 2 giorni perché in uno sarebbe veramente una corsa, in 2 ce lo si gode meglio e si può scegliere se farlo in tenda o appoggiarsi a qualche agriturismo che abbiamo trovato per la strada che eventualmente ha delle camere. Niente, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Saluto e ringrazio anche Matteo. Alla prossima. Ciao ragazzi.